questa è una mostra gioiosa, giocosa e nutriente. L'essere nutriente l'abbiamo messo al centro perché percorriamo un po' questo tema del cibo in mille modi, ma soprattutto dell'essere nutriente per i bambini, come lo è la letteratura per l'infanzia. Come ogni anno abbiamo l'ospite d'onore, quindi una figura, una solo di un illustratore, quindi una mostra personale dedicata a Giulia Orecchia, la sezione panorama con i 30 libri che vengono dal mondo, la sezione tematica è dedicata alle fiabe dall'Italia e ai cibi magici con il nostro libro La fiaba è servita, cibi incantati dall'Italia. Abbiamo realizzato un altro libro di poesia haiku intorno al tema del cibo, la preparazione e la condivisione del cibo e degli affetti. Si troveranno filastrocche attorno alla tematica del cibo illustrate dai giovani di Sarmede e poi cosa ancora? La sezione Planetarium che è dedicata alle stelle che si trovano in un libro, cioè a cosa serve in particolare un dato libro? I bambini giunti a Sarmede, ad esempio lo scorso anno con le scuole, sono 9.000 proprio registrati, ma diciamo che complessivamente nei 3 mesi di apertura della mostra abbiamo tra i 15 e i 18.000 visitatori mediamente, tra famiglie e anche solo persone adulte, perché ci stiamo meravigliando, ma in questi ultimi 2 o 3 anni sono molti anche gli adulti che autonomamente visitano la mostra. La prossima settimana, da sabato 31, verrà inaugurata proprio ad Edimburgo una parte della 32esima edizione della mostra internazionale che, ricordo, proprio l'anno scorso richiamava le fiabe della Scozia. Questo grazie, e tengo a ricordarlo, a un contributo importante della Regione Veneto che fin dall'inizio ha creduto in questo progetto. Quindi Sarmede per almeno un mese sarà anche ad Edimburgo. Quello che ci aiutano appunto e ci costringono a fare gli organizzatori della mostra di Sarmede, cioè in un'epoca digitale dove siamo continuamente connessi tra tablet, computer, telefonino, loro ci invitano a staccare la spina e a usare la testa, a usare la propria appunto sensibilità, il proprio modo di pensare per guardare al futuro. Il sito che ci permette di aprire più finestre possibili è proprio quello che abbiamo dentro la nostra testa. Chi sogna, chi sa inventare le cose, chi sa guardare appunto avanti è una persona assolutamente libera. Quindi costringerci a leggere, a utilizzare tutti i sensi per appunto capire le illustrazioni e le storie raccontate in questi libri, appunto è un modo per riuscire a mettere in moto il cervello, a riuscire anche a creare nei bambini che sono il nostro futuro un modo appunto per poter sognare, per poter approfondire le cose, per poter guardare avanti. In un momento in cui appunto viviamo in una nebbia del presente che non è proprio bellissima, poter appunto invece stimolare i bambini in particolar modo, ma non solo i bambini, a utilizzare il proprio cervello, a utilizzare la propria testa per sognare e per guardare oltre appunto gli steccati in cui siamo costretti, penso sia un grande merito, quindi complimenti agli organizzatori di Sarmede.